un lavoro sottopagato, che non Chiedono garantisce sicurezza sanitaria e garanzie di reddito in un periodo di emergenza del quale temono da essere tra le categorie di lavoratori che pagheranno il prezzo più alto, perlomeno nei rispettivi comparti. A manifestare a Marghera davanti alla sede regionale della Protezione Civile del Veneto ci sono da un lato rappresentanti dei lavoratori del turismo, dall'altro dipendenti della società che gestisce molti appalti della ristorazione, delle mense scolastiche ed ospedaliere. 2 settimane fa sono state trovate delle lavoratrici positive, abbiamo chiesto che Serenissima si impegnasse a garantire il tamponamento di tutte e Serenissima ci ha risposto che per motivi di privacy non poteva garantire il tamponamento delle lavoratrici, se non poi dopo aver fatto pressione anche sull'ULSS e sulla prefettura abbiamo ottenuto il fatto che dopo 10 giorni hanno tamponato le altre lavoratrici, tra l'altro trovando altre 3 lavoratrici positive. A pochi metri di distanza una rappresentanza delle migliaia di lavoratori e lavoratrici del turismo travolti dal crollo del settore a Venezia, spesso con contratti precari, a chiamata, part-time e stagionali. Le cameriere e i piani avevano contratti part-time da pochissime ore, contratti precari, contratti a chiamata, quindi chi era precario è già stato lasciato a casa. Le altre con la cassa integrazione, che già è una miseria, ma è parametrata al part-time, prendono 200-300 euro al mese. In più spesso aspettano mesi e mesi prima di vederli e quindi non ce la fanno più. Tra le cameriere c'è chi guadagna poco più di 6 euro lordi l'ora in alberghi in cui le stanze sono vendute 1.000 euro a notte. Assieme alle cameriere anche i facchini lavorano in un servizio che negli ultimi anni è stato esternalizzato, rendendoli molto più fragili. Ma garanzie di reddito sono chieste anche per i lavoratori del settore ristorazione nelle mense di scuole e ospedali. Serenissima ha deciso di non anticipare la FIS, cosa che è nel loro potere ovviamente, però per una società grande di 9.000 dipendenti che comunque appunto ha in mano quasi il monopolio degli appalti pubblici delle mense e delle ristorazioni è una cosa vergognosa, cioè per far sì che le lavoratrici delle mense, in particolare quelle scolastiche, debbano passare 2 o 3 mesi senza avere lo stipendio, dovendo aspettare i tempi dell'INPS e della regione è una cosa assolutamente vergognosa.